Gira Dorina! Che succede? Che succede? Nella? Non capisco niente, ciao! Sì, senti un po', con la Dorina allora sei andata a farti il vaccino. Raccontaci. Sono andata a fare il vaccino, mia Dorina, guarda, devo dire la verità. È una gentilezza, guarda. Sì. In ha fatto accomodare, quindi il personale, certo. Dopo in ha domandato la cosa Nesi. Sì, la cosa cos'è? Se che vu magagne, come se chiama L'anamnesi. Insomma, mi ho detto quel che ho avuto, L'anamnesi, che ho avuto le vene vanitose, i dolori romantici, ho avuto i trigliceri alti, No, che mi ha trigliceri alti. operato il tunnel carpaccio, con un po' di osteoporosi, e il dottore mi ha detto che ho anche le difese umanitarie basse, insomma, ho detto anche che ogni tanto quando cambia il tempo con male al ministro, penso di avere anche il tallone da killer. Dico. Allora, insomma, lui l'ha scritto tutto, dopo mi ha portato un vassoietto e i pasticcini. E sul vassoio c'erano tutti i cosi, tutti i vaccini. Mi ha detto, aspetta, dico, mi fa, quale desidera? Dico, aspetta un attimo, guarda che era il Pfizer, che era quel moderno, che era l'AstraZeneca, e mi ha detto, o vola il John John. Aspetta un attimo, se poi mi a Starling, che sei magari col cucciarino. Sì, brava, guarda, proprio così. Il gelato al gallo e il gelato alla zucca. Sì. Me ne fanno non mi fa, no guarda signorina, non si può mio, dico guarda che scherzava signorina, era per sdrammatizzare, insomma che la Dorina che insomma lei qua che la si pissa addosso dalla paura, insomma. Allora dico, e capi mia Sputin. Oppure questo anche che l'altro è gnagnagno, quel cinese, dico, no signora, perché noi siamo ancora stati cosati da Lamia. L'AIFA! Vabbè, secondo me c'è una telefonatina per un po'. Vabbè, insomma. Allora salutiamo Lamia. Allora che è successo? Allora va bene, dico, vedevo. Dico, guarda signorina, l'AstraZeneca no, non lo vuoi mia, neanche quel moderno non ho mai sentito. Moderno. Sono indecisa tra il Pfizer e il John John. E John John, ecco sì. La mi fa la guarda signora, quel che va via di più è il Pfizer. Tra l'altro le arriva stamattina, l'ha appena fatto, era la protestare ancora caldino. Se caldino c'è da preoccuparsi. La senta che profumo, sapeva profumo e sapeva da pan era. Vabbè. Allora che dico? Allora, che fa? Ma senta la medicana la roba, ma il John John è quello che fa i fotonchiocchi. Ma scusa, i fotonchiocchi. Ma scusa, con delle salviettine, insomma, per il culetto dei butelletti. Non è mica quel della pasta defissante. No, ma se era indecisa tra il Pfizer e il John John, dico, anche perché quel che te fa una volta sola, no? Il John John. È vero, certo. Allora dico, ciamo la Dorina che era nel gabbiotto de parte. Dorina! Ma che è? Ma scusa. Quante fettuti! Ma pensate, ma roba da matti. Allora le fa, sono indecisa tra il puff e il gin John. Vabbè. Maria Vergine, dico, allora, se pensi anche a te sei indecisa, da che altri gabbiotti ti senti in vecchiotto che dice, signora, la fassa il fais, che l'ha fatto mia moglie e l'ha detto che è buon, invece il din dong gli dice che sbrucia piacere. Aspetta, allora, non fa mia è il din dong. Insomma, salta fuori un altro e mi fa, signora, io butto su anche l'aceto in tempo di guerra, e può farmi anche l'antigelo che lei stesso, insomma si crea un pandemonio. E uno che diceva, la fassa il puff, no, è meglio il cic ciac, signora, la si fassa il spic e span. Buonanotte. E il cinare il mio presto, il schiffer, e l'Ines, il punto messo, insomma, e si stava fuori nomi, il chip e chop e qui qua, insomma, e tutti che ridea. Allora l'infermiera che era tanto gentile, la mi fa, allora fermo così, la mi fa. Sì, che dice? Che avevo il vacca straca, tanto quella è famiglia.
la Sara Iocci Sì. la scelga tra il Cypher Sì. e il Moderno e il Gin John. E la prossima volta, quando che la torna per richiamo, che dico cosa l'ha fatto. Così la non sente. Perfetto, A posto. hai capito. Caspita, che bella idea. Allora. Così non so mia precosata. Sì, precosata. Precosata, con i pregiudizi, no. sì. Allora la me cosa con l'alcol, la me poncia, sostanza in tena saletta, un quarto d'ora insieme con la Dorina e dopo siamo andati al bar e abbiamo fatto colazione col cappuccino e una pastina. Mi sono tolto la torta italiana, la Dorina si è tolto un strossetto alla cioccolata. Siamo stati lì un pochettino e dopo la Dorina la chiama il somoroso che mi accompagna a casa. Vedi. Perché la calmoroso? Sì, come si... Eila, attenzione. Come si chiama? Se chiamanando, ma le chiamanando Scuffiotto. Perché è il nome d'arte? No, perché lei è un po' sordo, no? E cala parecchio. Però ogni tanto che si scarica le pile allora e se dai Scuffiotto. Vabbè, salutiamo Nando Scuffiotto. È il metodo Fonzarelli. Un altro, l'era insieme a Rino Ramina. Ramina, ho quasi paura a chiedere perché. Sentiamo perché si chiama. Sì, perché dai che abbiamo un minuto ancora, Nella, il satellite poi chiude. Dici? Lo buttiamo giù il satellite con lo Sputnik, quello vero. Perché l'aveva perso la dentiera di Sora, no? Parlavo così, quando pioveva e pareva Ramina. Non ci posso credere. Basta, senti. Vabbè, Nella. Aspetta, che prima ancora insieme al Marietto Siraca. Sì, immagino. Quello non lo chiediamo neanche. Immagino. Quando perdeva a briscola. Ecco, abbiamo capito. Abbiamo capito. Grazie Nella, grazie. Guarda, allora ti amo Nella, sei troppo forte. Ma non mi ha fatto niente il vaccino. Grazie. Stefano dice, ecco quella che l'ha salvato 6 vaccini in un colpo, no? Che Eccola non ti qua, grazie Nella. Ciao, alla prossima. Dorina! Sì, Dorina. Ciao. Arena. Restate con noi. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.